Buonasera a tutti, vestiti voi, te 9 alle oie, di 9, cioè 8, scusate, del suo mese dell'Ampata, la 2026, mi chi va passare di una vie, ma via, vi sto pensando che tu mi sa cosa, e quindi mi ne ughi pure. Ebbene, andiamo diretto a vedere come si presenta Sadie, come ha sempre, cambiamo su videata, la puliamo di voi, in occhio che siamo dai gusti andiamo a vedere come si presenta Sadie, cosa dire si presenta di voi, si presenta, bella luminosa, viene acceso il sole, non è metà morte, che non è più limpio limpio, insomma, però è sicuramente una bella die. Ecco, questa è stata la fotografia e poi scegliamo anche vedere questa fotografia che io chi impara, da che scusta, chi è praticamente su chi ha poi visto questo manzane sin dai domo, come direste vedere una foresta praticamente che custa questa terrazzetta e poi in pala tutto bello verde e così via, un bello bougainville e così via. Una bella situazione. Bene, andiamo a vedere, qualcuno nel fa che non certo merito mio. Allora, sono le prenotato zadie, che poi oie, martesi, insomma, la temperatura non riesco a scala un bappari, ma più o meno sui 29 gradi, va bene, quindi andiamo da innanzi, poi Crasa presenta Carchinughe, ma poca roba, insomma, e poco puso manco, quindi che a oie. Bene, andiamo a sul stoccamento, su chi tocca da dare, che sono tutte cose non vada, tutte cose esattamente nuove, però insomma la ripetiamo, tre che battordi che pensa essere Santo Giovanni Battista, Zapato, tre che a Sotto, me ne ricordo, sortato Sellongo, Domenica Battordi che ore 12 Santa Messa Solenne, ore 13:15 pranzo e poi a Salvatore di Ortaidia e torneo di Morra Valle in piazza. In effetti, e poi diamo schiso Morra e sta a Schimbe, ecco qua come in che torneo di Morra a Chiesa di San Giovanni Bitti, domenica 14 giugno, ore 17, quota di iscrizione 30 euro a coppia, primo premio 2 a Resogliera, premiati anche secondo e terzo classificato. Info ed iscrizioni a suo telefono 3 il batto 2 schimbanta 47 340 30 batto 60 chimbe 28 40 batto 77. Bene, diciamo andiamo da innanzi e amo devo rammentare appunto che bestia su ticket agevolato poi si spiaggia de Posada e poi si spiaggia alla spiaggia de Siniscola pensi che poi Berchida. Poi Bosammento, sempre su Battordi, che crasa che si intervista con Giancarlo che vi spiegata di che si tratta. Achimus, una giornata a Tepilora, l'associazione Achimus vi offre gratuitamente un'esperienza unica all'interno del parco con escursioni, in quad, fuori strada e degustazione prodotti tipici locali, tour speciale, animali fantastici e dove trovarli per i più piccoli. Inizio escursioni 9:30, naturalmente panini e bibite il logo che danno contributi insomma a Boseni dato sul panino, quindi non va bisogno di piccare cosa per manicare. Per informazioni 329 90 Kimbe 30 Batero 811 331 36 che manta Kimbe 622 ultimo toccamento corso centro estivo 2026 apre il centro estivo 2026 lunedì 15 giugno da lunedì 15 giugno a venerdì 7 agosto, ore 8:30, ore 12:30. Popizzino dai batteranno vanno per info e costi, eccetera, eccetera, contattare la biblioteca comunale. Naturalmente l'iscrizione saranno fatta non oltre venerdì 12 giugno 2026. Poi Bosamento, che veste la borsa di studio regionale anno 2025-2026 e il buono libri 2026-2027. Presentare la domanda into de subinnichi de Triulas.
Eccola subito sul giornale, Unione Sarda, quarto rielegge Graziano Milia, sesto il ritorno di Michele Cossa, a Salluri la conferma di Alberto Urpi. Schianto frontale tra colleghi, morto un ragazzo di 25 anni, purtroppo in Salluri. Con la moto contro un'auto perde la vita 24enne a Nuoro, cioè se lontano del questo il motociclista la bestia su risperdisso, insomma, bestia, oh, poverito, così divertire. Mulas Emilia Rieletti, amministrativi 2026, Tempio, unico centro che va al ballottaggio, vittoria netta dei sindaci uscenti a Porto Torres e a Quarto. Una valanga di riconferme, le reazioni, PD ed M5 Stelle premiato il Campolargo, ma la Maddalena, l'hai confermato una vittoria netta. Allora, Villa Certosa cerca un proprietario online, oltre 100 foto mai viste, come Villa Certosa non vi sfurberlusca e quindi è in vendita. Andiamo a sa cronaca di Nugolo, motociclista muore a Supino, purtroppo, scontro fra una Honda e una Seat nel rettilineo di via Murichessa. Luigi Canna, 24 anni, è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Ed ecco qua un'altra notizia di medicina, di sanitate. Per la cartella clinica arriva la svolta digitale, una bella cosa questa. La farmacia ospedaliera di Nuoro conquista l'accesso operativo al servizio di cartella clinica elettronica integrata nel sistema informativo clinico adottato nell'ambito del programma di digitalizzazione promosso dalla Regione e coordinato operativamente da un dipartimento dell'ARES, l'azienda regionale della salute. L'intenzione segna una svolta concreta nel modello assistenziale dell'azienda. Per la prima volta il farmacista ospedaliero può consultare e in tempo reale la documentazione clinica del paziente, anamnesi, diagnosi, esami di laboratorio, referti microbiologici, terapie in atto, superando le tradizionali barriere informative che separano la gestione del farmaco dalla valutazione clinica complessiva. L'accesso alla cartella clinica, spiega il DG della SL3 Francesco Trotta, non è soltanto uno strumento tecnologico, è il riconoscimento del ruolo clinico del farmacista ospedaliero come figura integrata nel team di cura, capace di contribuire attivamente all'appropriatezza delle terapie e alla sicurezza del paziente, cioè il responsabile della farmacia ospedaliera pot vedere direttamente il schermo suo a cura, la diagnosi, eccetera, eccetera, data per l'unzi paziente. Andiamo da innanzi, innovazione, Sardegna fa le ultime di Europa. Vabbè. Sviluppo economico, infrastrutture e data center sotto la lente di TEA Group. Nell'index 2026, bene Lombardia e Lazio, in vetta UE deve essere scusto de France de Stoccolma. In vetta l'Île-de-France e Stoccolma. Nella classifica delle 242 regioni europee con più capacità di innovazione spunta un'Italia ancora spaccata fra nord, centro e sud. La Lombardia, prima regione italiana, è al 26esimo posto in Europa, poi c'è il Lazio, 43esimo, entrano tra le prime 100 anche Emilia-Romagna, 82esimo, e Piemonte, 99esimo. Il Veneto mette a segno uno dei progressi più rilevanti, guadagnando 12 posizioni rispetto al 2023, raggiungendo il 106esimo posto in Europa. Noi siamo in Coa. Polemiche dopo l'allarme Ebola, AU pronti ad ogni emergenza. Qui in Sassari, sindacati replicano.
indicano locali non adatti al contenimento del virus. Ma progetti innovativi nell'isola, bando da 7 milioni per le imprese. Sardegna Ricerche allora scommette sulla collaborazione tra aziende. Ecco qua, progetti innovativi, 7 milioni per le imprese. Sardegna Ricerche dà il via al bando che punta a favorire la collaborazione tra aziende per aiutarle a diventare sempre più competitive sul mercato in continua trasformazione. L'Agenzia regionale sta anche avviando un corso di accompagnamento per sostenere le aziende intenzionate a partecipare, favorendo così la crescita di nuove reti. L'obiettivo è favorire l'introduzione di innovazione di processo, di prodotto, organizzative e di mercato, in coerenza con le aree individuate dalla strategia di specializzazione intelligente della regione S3, che per aumentare e favorire le competenze delle imprese. Bene, 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 bene. Tutto il buon scusa. Assistente di volo, al via il bando voucher ASPAL per aiutare i giovani. La regione per ora ha messo a disposizione 1 milione di euro. Bene, bene. Andiamo da innanzi, ecco una cosa su Podere, Ranucci, a Nuoro, Carboni, Alghero, Porto Torre, Porto Rotondo, scusate, Florina, Morgongiuri, Sigfrido Ranucci è la forza del popolo sardo che sa combattere per la sua indipendenza. Pacu bene nostro. Torna in Sardegna con Diario di un trapezzista, dove ripercorre i momenti cruciali della sua carriera e riflette sulla libertà di informare e di essere informati e sul ruolo dei media ai tempi dei social e clickbait. Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, volto conosciuto e amato dal pubblico, non solo televisivo. Ranucci, le dimanda su giornalista, Diario di un trapezzista, è un titolo di uno spettacolo che conta oltre 80 repliche, ma è anche un modo di fare giornalismo che è diventato quasi una scelta essenziale. E questo che il mio maestro Roberto Morricone mi ha insegnato: quando tu finisci un'inchiesta su cui hai lavorato, passi sull'altro trapezio, fai un'inchiesta ancora più forte, perché in qualche modo è più difficile colpirti. Allora vediamo poi su chi non la possa Sardegna, che cosa le dà il teatro, eccetera. Allora, no, che poi rimane, se oggi un ragazzo sardo le dicesse io vorrei raccontare la mia terra, quali suggerimenti gli darebbe? Intanto raccontarla con coraggio e indipendenza, cercando di capire la complessità di un territorio e di un popolo, ma soprattutto di indicare sempre una via d'uscita, cioè di fornire anche degli esempi positivi su come uscire da alcune situazioni che sembrano opprimenti. Io vorrei che oltre a raccontare il brutto si trovasse la forza e la chiave per raccontare il bello, che potrebbe venire da quella denuncia. E poi bisogna parlare a tutti, anche a chi non la pensa come noi. Io non cerco di convincere nessuno, voglio solo dare gli strumenti per capire, poi ognuno fa le proprie scelte. Ormai torna così spesso che è quasi un sardo onorario. C'è qualcosa che l'ha colpita nella nostra terra? La genuinità, scusate, ma soprattutto la capacità di essere ancora orgogliosi. Si è persa la voglia di combattere, mentre quello che vedo ancora oggi nel popolo sardo è la voglia di indipendenza. Ecco qua. Appuntamenti giovedì alle 20:30 all'Eliseo di Nuoro,
venerdì alle 20:30 al centrale di Carbonia e ancora 11 luglio ad Alghero, il 12 luglio a Porto Rotondo, il 30 agosto a Florina, sabato 13 giugno invece ingresso gratuito a Morgongioli alle 18 nella cornice del convegno per la promozione della cultura e della legalità. Grazie Ranucci. Andiamo da innanzi e facciamo il teatro. Ora basta, Trump impone la tregua a Netanyahu naturalmente. Il presidente USA su X, Bibi stia attento, potrebbe ritrovarsi presto da solo contro Teheran. Israele e Iran fermano gli attacchi reciproci ma minacciano nuovi raid. Caccia della NATO abbatte un drone in Lettonia. Oramai questo drone era impazzito dalla NATO. Intanto il Papa standing ovation per Papa Leone al congresso spagnolo. Pace e disarmo, migranti e difesa della vita al centro dello storico intervento. Madrid. Nel congresso spagnolo Papa Leone è stato accolto con una standing ovation e quasi 10 minuti di applausi dopo un discorso storico. È la prima volta che un pontefice interviene davanti alle Cortes. Il suo intervento, sereno e deciso, ha toccato diversi temi centrali della politica internazionale e della società europea, ma con toni che hanno suscitato reazioni differenti tra le varie forze politiche. E vabbè. Andiamo da innanzi. Porno e minori, Starner sfida le big tech. Nel mirino colossi come Apple, Google introducete sistemi di controlli efficaci. 3 mesi di tempo per impedire lo scambio di immagini a sfondo sessuale. Il premier britannico Keir Starmer ha lanciato un ultimatum di 3 mesi ai principali colossi tecnologici, tra cui Apple e Google, chiedendo di introdurre misure efficaci per impedire lo scambio di immagini a sfondo sessuale tra minorenni su smartphone e tablet. Nel Regno Unito l'annuncio è avvenuto durante un discorso alla London Tech Week e prevede che le aziende implementino sistemi di blocco per l'invio e la ricezione di contenuti sessualmente espliciti da parte degli under 18, inclusi strumenti di verifica dell'età degli utenti. Andiamo sull'ultima pagina di oggi. Ballottaggi, dalle urne un pareggio tra centro-sinistra e centro-destra. Netanyahu ferma il raid su Teheran. Il presidente Trump avverte il premier israeliano: attento o resterai solo. Papa Leone: la pace nasce dal dialogo. È il primo pontefice a parlare al Parlamento spagnolo. Assenti Podemos e BNG. Podemos, Lettonia ha esteso 5 stelle a reti di spagnolo. Lettonia, caccia NATO, abbattono un drone. Che in questo abbiamo finito e non diamo appuntamento. Torna a casa a stamatessi ora. A mezzo vedere di buona tutto da Vezzi TV, adioso e mezzo a casa.